aspetto sicuramente un torneo difficile, probabilmente molto più di quello che ci saremmo aspettati, però andremo comunque carichi ad affrontare ogni partita come un'esperienza nuova e a vedere quello che riusciamo a tirarne fuori. Personalmente prevedo sia soprattutto un gran bel torneo, perché siamo venuti qua per questo, e poi una grande esperienza in un paese nuovo che personalmente è la prima volta che visito. L'obiettivo per il torneo, ovviamente vogliamo fare il meglio, vogliamo vincerlo, e sarà difficile perché ci sono squadre di buon livello e la competizione sarà probabilmente di alto livello, ma faremo del nostro meglio e vogliamo assolutamente portare una vittoria a casa. Di sicuro siamo venuti qua per preparare il playoff del quinto posto che ci aspetteranno tornati in Italia, però vogliamo fare sicuramente bene e il nostro obiettivo è vincere il torneo e quindi daremo il massimo per ottenere questo risultato. Prima giornata effettiva qui a Dubai, perché la giornata di ieri è stata dedicata al viaggio e alla presa di possesso dell'albergo, chiaramente, e al riposo soprattutto. Prima giornata di allenamenti, abbiamo preso confidenza con l'impianto di gioco. L'impianto è molto bello, è molto grande, massima disponibilità da parte di tutto lo staff locale che ci ha messo veramente a disposizione tutto il materiale per poter lavorare nel migliore dei modi. Assalamu alaikum, hi, how are you? My name is Isa Hassan, I am consultant of the team since 10 years. I would like to welcome you to Dubai, Baduba. I'd like to talk about NAS tournament. NAS tournament, it's like a small Olympic with 9 different sports. They start since 11 years, and the volleyball it's the most important sport in this tournament. Gli allenamenti procedono molto bene e riusciamo ad allenarci una volta al giorno. C'è stato un periodo in cui nei primi giorni abbiamo dovuto un po' adattarci All'orario, alla palestra e a tutto il contorno che questa città ci offre. però secondo me stiamo facendo un buon lavoro. La prima partita di sicuro sarà un buon test per vedere quanto in fretta siamo riusciti ad adattarci a questo nuovo ambiente, a questa nuova situazione. E adesso secondo me siamo pronti a anticipare per la partita e faremo il meglio che possiamo. Oggi scenderemo in campo, non sappiamo bene cosa aspettarci dalla squadra avversaria, però noi sappiamo cosa fare, dobbiamo fare il nostro, siamo una squadra unita che per un campionato ha dimostrato di saper giocare a pallavolo bene e dobbiamo farlo anche qui. Da stasera iniziamo a giocare nella pool che ci vedrà opposti a tre squadre, quindi siamo pronti per iniziare questo torneo. Chiaramente l'esperienza è un'esperienza importante sia dal punto di vista sportiva, e lo sarà sicuramente per i prossimi 10 giorni, sia dal punto di vista extrasportivo, perché insomma il gruppo adesso deve vivere insieme 24 ore al giorno praticamente per quasi 2 settimane, e questa sarà veramente un'esperienza molto formativa e sicuramente che consoliderà ancora di più questo gruppo. Finora è andata molto bene, ci siamo divertiti molto, abbiamo avuto anche la possibilità di visitare la città, che penso sia unica nel suo genere. Tralasciando il punto di vista sportivo e atletico, direi che è una bella esperienza
per tutti noi come gruppo, viverla proprio come gruppo anche oltre la pallavolo sia nei nostri momenti di squadra che nei nostri momenti liberi. Essere qui è un'esperienza incredibile, un'opportunità importante sia per la squadra ma anche singolarmente, perché un'opportunità così non ti capita spesso. Vedere posti del genere, conoscere altre culture, altri luoghi e altre mentalità è sempre bello. Vedere un posto così diverso dall'Italia, così futuristico, così avanti, è veramente particolare. Questa esperienza a Dubai è partita nel migliore dei modi, abbiamo avuto occasione un po' di esplorare e vedere la città, un po' delle attrazioni principali. Con questo tempo libero nei primi 2 giorni ci siamo divertiti e abbiamo avuto modo appunto di avere un po' di tempo per stare tra di noi e passarlo in compagnia con la squadra in un posto nuovo. Abbiamo avuto tempo per visitare, esplorare questa grandissima città assieme alla squadra. Questo secondo me è servito molto a rafforzare ancora di più il nostro gruppo.